fatto inversione di marcia a bordo della sua auto, tagliando la strada a un motociclista, un ventenne di Conegliano, che non riuscendo a evitare l'ostacolo si è schiantato sull'auto cadendo poi a terra. Domenica, verso le 18:30 a Porto Gruaro. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a elevata velocità. Immediato l'intervento dei carabinieri sul posto, mentre un automobilista tentava di inseguire il pirata senza successo, ma riuscendo a prendere parte del numero di targa che ha permesso ai militari di risalire al proprietario, un 25enne residente in provincia di Pordenone. Giunti a casa sua, i carabinieri hanno trovato l'auto segnalata, con evidenti ammaccature compatibili con l'incidente. Quindi hanno denunciato l'automobilista alla Procura della Repubblica di Pordenone per fuga del conducente in caso di lesioni personali e omissione di soccorso alle persone ferite. La patente è stata ritirata e l'auto sottoposta a sequestro penale, mentre si attendono gli esiti degli esami che accerteranno se il pirata della strada stesse guidando o meno sotto l'effetto di alcol o droghe.